Dopo il maxi sgombero degli inquilini abusivi alla nave di Altobello a Mestre ci sono stati nuovi tentativi di occupazione degli appartamenti sfitti di edilizia pubblica del complesso, murati tutti gli accessi. Pioggia, vento e grandine hanno colpito duramente Lido e Pellestrina, strade allagate, alberi sradicati, ingenti danni, ma per fortuna nessun ferito nel bilancio del Fortunale. La gestione del Mose torna dall'autorità per la laguna al Ministero delle Infrastrutture. Fino al completamento formale dell'opera i sindacati temono un ulteriore vuoto di certezze per i lavoratori. Pomeriggio difficile lungo la 4 per un tamponamento tra tir, ricoverato all'ospedale di Mestre l'autista ferito di uno dei mezzi, viabilità in tilt nella rete secondaria tra San Donà di Piave e Cessalto. Autovelox pronti a riaccendersi soprattutto lungo le strade verso il mare. Questo è il primo effetto del decreto Salvini, dalla strada di Porte Grandi nella zona di Quarto d'Altino alla Treviso Mare, ecco dove. Sabato 20 giugno si rinnova l'appuntamento con la Notte dell'Arte Veneziana. Art Night festeggia la sua 15ª edizione con oltre 200 eventi gratuiti in quasi 150 sedi sparse per tutta Venezia. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta dunque con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali e dunque partiamo da quello che è successo in queste ore a Mestre, perché dopo il maxi sgombero alla nave di Altobello ci sono stati nuovi tentativi di occupazione immediatamente bloccati. Nei prossimi giorni sono annunciati altri interventi, tutti gli accessi sono stati murati. All'indomani del maxi sgombero qui alla nave di quartiere Altobello a Mestre, la situazione dei condomini è questa. Tutte le finestre e le porte d'ingresso sono state murate, ma questa notte sembra che qualcuno abbia tentato di entrare nuovamente. L'ennesimo tentativo di occupazione però non è andato a buon fine, perché le persone che avevano cercato di riappropriarsi di 2 alloggi sono state scoperte e cacciate nuovamente. Poi gli operai si sono messi al lavoro per murare ogni possibile accesso. In totale nel blitz, che ha visto impegnati decine di uomini in tenuta antisommossa tra polizia, carabinieri, reparti speciali, sono stati chiusi 10 alloggi e magazzini, ma l'operazione non è terminata qui. Sicuramente bisognerà continuare con questo lavoro, stiamo andando avanti per mettere in sicurezza tutta la zona, per mettere soprattutto in sicurezza gli abitanti del quartiere e quei pochi residenti che fra poco saranno trasferiti altrove, e per riuscire a dare una decisione definitiva sul futuro di quello che sarà la nave 1 di Altobello. Un intervento pianificato nei dettagli e deciso 3 giorni prima durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che aveva riunito attorno allo stesso tavolo prefettura, forze dell'ordine, comune e ATER. Da tempo insisto sulla necessità di abbattere velocemente la nave di Altobello, un complesso di edilizia popolare costruito decenni fa, con delle logiche oggi che non sarebbero replicabili, tanti spazi comuni, un complesso con tantissimi appartamenti concentrati che negli anni è diventato quello che vediamo oggi appunto. Ci sono tutte le condizioni per buttare giù quanto prima quel complesso e rigenerare sotto il profilo urbanistico quell'area, con interventi di qualità capaci appunto di consegnare al territorio un nuovo quartiere ad Altobello e completare il percorso di riqualificazione dell'intero distretto. Un impegno su cui il Comune vuole giocare la sua parte, ci incontreremo con la Regione, lavoreremo con l'ATER in tempi rapidissimi per spingere affinché si arrivi a quella soluzione. Che potrebbe essere presa come modello per altri interventi in città, spiega il primo cittadino. Elementi di anche degrado sociale e in cui anche le persone che lì vivono non possono esprimere al meglio le loro potenzialità, i loro desideri. Quindi penso a Via del Bosco a Marghera, che è un altro grande complesso che richiede grandi interventi in tal senso. E pioggia, vento e grandine delle scorse ore hanno sferzato anche il centro storico di Venezia, in particolare le isole dell'estuario. Andiamo a vedere cosa è successo a Lido e a Pellestrina. Il giorno dopo il potente Fortunale, Pellestrina si è risvegliata con alberi sradicati finiti in mezzo alla strada e contro il complesso abitativo, denominato come Villaggio Mose Santa Maria del Mare, che ospitava gli operai, alberi caduti e strade allagate anche al Lido di Venezia, esito della tromba d'aria del pomeriggio precedente, vie finite sott'acqua, come torrenti nel momento di massima intensità della pioggia.
Per fortuna nel bilancio non si è registrato alcun ferito, ma i danni sono ingenti. Al lavoro vigili del fuoco, forze dell'ordine, polizia locale, ma anche alcuni volontari della protezione civile delle due isole. Al Lido la viabilità è finita in tilt, Gran Viale allagato e sotto accusa ancora una volta il cattivo scolo dei tombini. Insomma, un inizio giugno non proprio promettente dal punto di vista del meteo. Il consigliere comunale Alessandro Scarpa Marta, che voci molto accreditate danno in pole position per un assessorato importante alla pesca alle isole nella nuova giunta Venturini, spiega. Purtroppo le due isole, l'isola del Lido di Venezia e di Pellestrina, sono state investite da un forte maltempo, forte vento e pioggia. Mi sono recato subito sul luogo, prima a Pellestrina e poi al Lido, per controllare. Fortunatamente non ci sono stati feriti o danni alle persone, però grandi disagi. Al lavoro per l'intera giornata per ripulire le strade e rimettere ordine. Fino a sera non c'è stata sosta. Specialmente al Lido di Venezia, dove la bomba d'acqua ha colpito in pieno il Lido, e a Pellestrina, precisamente la parte nord dell'isola, Santa Maria del Mare e San Pietro di Volta. Danni anche a Venezia in centro, per esempio a Sant'Elena, allagamenti, e quindi bombe d'acqua. Quello che mi auguro adesso è tutto il lavoro per cercare di abituarsi a questo disagio, a queste bombe d'acqua, e cercare di fare in modo di far defluire l'acqua. Parliamo del Mose. A proposito di acqua, la gestione torna a Roma fino al completamento formale dell'opera. I sindacati si dicono perplessi. La gestione del Mose torna dall'Autorità per la Laguna al Ministero delle Infrastrutture fino al completamento formale dell'opera. È l'esito del confronto conclusosi a Roma con le rassicurazioni del Ministro, di cui poi sono stati messi al corrente i sindacati CGIL, CISL e UIL durante un incontro in prefettura con le autorità competenti. Ma per i sindacati questo passaggio potrebbe significare un ulteriore vuoto di certezze per i lavoratori. E questo consente di sbloccare alcune risorse economiche per le imprese terze che lavoravano. Questo genera un ulteriore problema che dovremo affrontare, che affronteremo mercoledì 17 in un incontro che abbiamo già fissato con appunto il provveditore, il Presidente dell'Autorità per la Laguna e ovviamente le organizzazioni sindacali, su quello che sarà il destino dei lavoratori legati all'opera, quindi i lavoratori del Consorzio Venezia Nuova, di Tetis, di Comar, e quindi di riflesso su quello che sarà il destino delle aziende che opereranno e dei lavoratori che opereranno per quest'opera. Serve chiarire in quale quadro questo e come avverrà e in quali tempi. I tempi sono strettissimi in questo momento. Per questo al tavolo del 17, con l'Autorità per la Laguna, il Provveditorato alle Opere Pubbliche e il Consorzio Venezia Nuova, chiederemo risposte molto precise per il futuro occupazionale dei lavoratori, per la salvaguardia della laguna e per essere certi che quando vengono assunti degli impegni, poi questi impegni si concretizzino. Sulle strade adesso tamponamento tra due tiri e un furgone a metà pomeriggio in A4 tra Cessalto e Noventa di Piave in direzione Trieste, ampia la mobilitazione di uomini e mezzi. Da Treviso si è alzato in volo l'elicottero del SUEM 118, sul posto anche polizia autostradale e vigili del fuoco. A rimanere ferito l'autista di uno dei mezzi coinvolti, prima estratto dalle lamiere e poi trasportato in elicottero a Mestre, grave ma sarebbe fuori pericolo di vita. Il tratto è stato chiuso, congestionata la viabilità secondaria. Le immagini che vedete riguardano via Calstorta a Cessalto, dove è intervenuto anche il sindaco Emanuele Crosato, che ha chiesto l'intervento della polizia autostradale e contattato i comuni vicini, disagi anche in zona Grassaga di San Donà di Piave. Vedete le lunghe code. Autovelox nel frattempo pronti a riaccendersi, soprattutto lungo le strade verso il mare. È questo il primo degli effetti del decreto Salvini nel nostro territorio. A stretto giro ne metteremo 2 sulla statale 14, uno in andata e uno in ritorno nel tratto Portegrandi Tessera Canoghera. I primi effetti del decreto Salvini sugli autovelox potrebbero vedersi sulle strade che portano al mare e, visto il periodo, non potrebbe essere altrimenti. Più in generale, per il sindaco di Quarto d'Altino è una questione di urgenza.
Quando sono andato in ANAS per chiedere che fossero installati, mi hanno addirittura ringraziato perché sono consapevoli che nei punti in cui abbiamo richiesto effettivamente c'era bisogno. Purtroppo sono avvenuti degli incidenti mortali e questo è l'unico sistema di deterrenza. Stesso copione a Meolo, dove il comune è pronto a riattivare uno degli autovelox più noti e contestati, quello sulla Treviso Mare, linea condivisa dai vicini trevigiani. Anche a Roncade ne abbiamo in progetto uno sui 90 km/h proprio lungo la Treviso Mare, dove anche un mese e mezzo fa c'è stato un incidente, per fortuna non mortale, ma ce ne sono stati altri negli anni passati di mortali. Quindi ci sono alcuni punti del territorio che devono essere presidiati. L'aria non cambia dal Terraglio alla Postumia. In tanti stanno studiando il nuovo decreto che fissa di fatto una procedura unica per l'omologazione dei dispositivi. Noi naturalmente attendiamo che esca nella Gazzetta Ufficiale proprio perché siamo e facciamo parte di quei comuni che hanno la possibilità di avere il prodotto omologato. Non è che si vuol far cassa, ma si vuole solo esclusivamente avere questa possibilità perché si salvino le vite. Un processo graduale che mira in un primo momento a verificare le attuali strumentazioni ed eventualmente, nel caso non siano conformi, procederemo a un nuovo acquisto. Un nuovo acquisto perché si parla non solo di autovelox, ma si parla di sicurezza urbana. Fuori dal coro Ivano Durigon, sindaco di Quinto di Treviso, che per scelta non ha autovelox in dotazione né ha intenzione di acquistarli, meglio T-Red e controlli mirati. Lo strumento autovelox serve anche per la sicurezza, l'importante è che non si esageri, che non serva solo a fare cassa in determinati posti, perché è certo che là non si possono rispettare i limiti di velocità, quindi credo vanno usati col giusto modo. Dopo anni di crescita, i primi 4 mesi del 2026 hanno fatto registrare un calo di lavoro nell'edilizia veneziana, i dati dell'ANCE. Tra gennaio e aprile le ore lavorate in edilizia nel veneziano sono calate più del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il numero degli operai è sceso di quasi 1,5 punti percentuale e di pochissimo, lo 0,1%, sono diminuite anche le imprese. Per la prima volta da diverso tempo i numeri della Cassa Edile di Venezia sono negativi. Che sia una cosa strutturale che si ripeta nei prossimi anni, diciamo che è facile se non si porrà rimedio in qualche modo con dei piani minimamente di lungo respiro e di largo respiro da parte del settore pubblico, che è sempre molto trainante nel nostro mondo. Non a caso proprio oggi nella nostra assemblea pubblica parleremo dell'abitare e del piano casa che finalmente sembra incominciare il suo percorso. In attesa di piani di lungo respiro del settore pubblico c'è anche da dire che il calo attuale arriva quasi fisiologicamente dopo una crescita del settore determinata dagli arrivi in sequenza di 2 provvedimenti eccezionali come il superbonus edilizio e i fondi del PNRR. Il lavoro che arriva dal settore privato non è invece in un periodo particolarmente florido e l'assenza di vantaggi fiscali comporta un problema di lavoro grigio, cioè di lavori formalmente regolari ma con violazioni fiscali e contributive. Fintanto che non si dà la possibilità nei lavori di ristrutturazione di andare a scontare almeno in parte l'intervento che viene fatto, il privato non ha nessun interesse di portarsi a casa una fattura. La fattura che serve per le garanzie, per la sicurezza, per 1000 cose, però si sa, alla fine si guarda al domani, non si guarda al lungo periodo e per cui la gente preferisce pagare meno oggi e ci penserà poi se i lavori sono fatti male o se avrà dei problemi. Domani pomeriggio alle 16 presidio davanti alle gallerie dell'Accademia per i precari che lavorano nel mondo della cultura, mobilitazione che entra nel vivo in un luogo simbolo delle istituzioni culturali e simbolo della città. Un primo squillo di tromba che anticipava la protesta era già arrivato ai primi di maggio alla vernice della 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia. Venezia è riconosciuta come la capitale mondiale della cultura e dunque non poteva che guidare la mobilitazione nazionale dei lavoratori precari del mondo della cultura che venerdì pomeriggio dalle 16 si sono dati appuntamento in presidio per chiedere, dopo una giornata di sciopero e astensione dal lavoro, maggiori garanzie. Daniele Giordano, segretario CGIL, al telefono dice:
Lo sciopero vuole far emergere come nei settori culturali, anche nella nostra città, ci siano forme di lavoro precarie, partite IVA mascherate, collaborazioni, un vero e proprio sfruttamento del lavoro nel settore culturale. Insieme a questo rivendicheremo maggiori risorse pubbliche per investimenti nei settori culturali a favore dei lavoratori, non solo delle retribuzioni, ma tutto il tema della valorizzazione delle professionalità e delle competenze. Venezia capofila della mobilitazione, dunque consapevole di quanto la cultura rappresenti in città un indotto economico e abbia un valore anche sociale e aggregativo, ma le richieste sul tavolo sono molte. Chiederemo un reddito discontinuo per tutti quei lavoratori che hanno periodi di inattività e non possono accedere agli ammortizzatori. Per Venezia la cultura può essere una risorsa straordinaria, un'industria alternativa alla monocultura turistica, ma per farlo deve vedere maggiori investimenti e maggiore centralità proprio di chi lavora nei settori culturali. La chiamata a farsi sentire è generale, non solo per i lavoratori, ma per tutti coloro che sostengono le istituzioni culturali cittadine. Presidio alle ore 16 davanti alle gallerie dell'Accademia. E sabato 20 giugno si rinnova l'appuntamento con la Notte dell'Arte veneziana, che festeggia la sua 15ª edizione con oltre 200 eventi gratuiti in quasi 150 sedi sparse per tutta Venezia. Dal 2011, con cadenza annuale, trasforma per una notte Venezia in un grande palcoscenico diffuso dell'arte e della cultura. Al traguardo della 15ª edizione, Art Night, la notte dell'arte ideata e coordinata dall'Università di Ca' Foscari, presenta un imponente programma di 223 eventi in 142 sedi per vivere gratuitamente musei, gallerie, istituzioni culturali e spazi d'arte cittadini. Davvero l'arte libera la nostra città in tanti modi, spazialmente perché scopriamo dei luoghi che non conosciamo, dal punto di vista temporale perché la notte dura fino alle 4 del mattino con la Sleepless Video Art Night che facciamo a Ca' Foscari in auditorium, e la mattina del 21 poi c'è la colazione arcobaleno che conclude questa maratona artistica. Esposizioni, concerti, proiezioni, laboratori, letture, performance artistiche, visite guidate in luoghi iconici della città. Gli oltre 200 eventi gratuiti e le quasi 150 istituzioni coinvolte a vario titolo nella Notte dell'Arte veneziana testimoniano una partecipazione corale in ogni sestiere, nelle isole a Mestre. Una notte a disposizione della città in senso anche molto, se vogliamo, geografico, perché è proprio incentrata su tutto quello che Venezia culturalmente significa. Un evento che collega, unisce e dà la possibilità di cogliere quali sono le potenzialità di Venezia dal punto di vista dell'arte e della cultura anche per i veneziani, non soltanto per chi a Venezia viene per vedere la nostra città da turista oppure da spettatore della Biennale, quindi l'arte anche vista dall'interno. In occasione della festa padronale di Santa Maria Elisabetta, il presbitero padovano Monsignor Renzo Pegoraro è ritornato al Lido per presiedere l'Eucarestia in quella che è a tutti gli effetti la sua seconda casa. Eletto vescovo da Papa Leone XIV, la consacrazione episcopale di Don Renzo Pegoraro, presbitero padovano, con il Lido di Venezia sempre nel cuore, sarà il prossimo 21 giugno. Presidente dell'Accademia Pontificia per la Vita, è tornato al Lido di Venezia per presiedere, insieme a tutta la comunità, la festa patronale per i 400 anni della parrocchia di Santa Maria ad Elisabetta, una festa nel segno e nel ricordo più che mai del compianto e amato parroco Don Paolo Ferrazzo, scomparso pochi giorni fa. Ringrazio il Santo Padre per la nomina, che è un segno di fiducia e ovviamente di altre responsabilità, ma continuando il servizio alla Pontificia Accademia per la Vita. Quindi è un'occasione per rafforzare l'impegno in Accademia e tutte le attività che l'Accademia fa per tutelare, proteggere, promuovere la vita umana dal suo inizio fino alla sua fine. Per tutti al Lido familiarmente Don Renzo, la sua ordinazione episcopale sarà presieduta dal segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, con concelebranti il vescovo di Padova Claudio Cipolla e il vescovo Vincenzo Paglia.
L'opera della Provvidenza Sant'Antonio a Sarmeola di Rubano, che è una grande casa di accoglienza per persone disabili nelle diverse situazioni. È una casa della vita, della speranza, della carità, ma anche di questo servizio che tanti fanno per sostenere e aiutare le persone più in difficoltà, come quelle più fragili e vulnerabili. Il Lido e Venezia diventati per lui una seconda casa. Per me è un momento di vacanza e soprattutto di ricarica nel corpo e nello spirito, e poterla vivere questa esperienza in questa comunità è motivo di grande gioia e di grande riconoscenza a tutti. Su queste immagini noi ci fermiamo, grazie per aver seguito il nostro TG, naturalmente come sempre adesso le previsioni del tempo, a seguire l'edizione di Treviso. Arrivederci.